234. Va ora in onda Lingue e Dialetti. Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale. Chi vi parla è Giovanni Polli, naturalmente che vi dà il suo buondì da Giovanni Polli anche in tala sua lingua, e ben ritrovati anche in video naturalmente, perché funziona sempre l'hangout in questa ripresa di ciclo di trasmissione che ha avuto quello stop dovuto al cambiamento del palinsesto in occasione delle elezioni. Ecco, in questa ripresa di ciclo il hangout su YouTube è perfettamente funzionante, quindi non soltanto mi potete vedere anche mentre parlo, ammesso che sia un bello spettacolo, ma quello che più conta è che immediatamente voi potete anche vedere e ascoltare soprattutto la parte audio, la trasmissione, sempre con YouTube e il suo archivio. Allora, questa è Lingue e Dialetti, però voi sapete che ci sono delle volte in cui mi prendo delle licenze nella mia conduzione, quindi sospenderei un attimo Lingue e Dialetti per invitarvi alla riflessione su quello che sta succedendo, su quello che sta accadendo in un'Europa che non è l'Europa dei banchieri, non almeno per il momento. Almeno in parte lo è diventata. Allora, sospenderei un secondo Lingue e Dialetti e aprirei una rubrica che ogni tanto mi capitava e mi capita ancora di fare quando è il caso, e direi di chiamarla come sempre Popoli e Libertà. Ecco, soltanto non voglio fare i grossi discorsi su quello che accade in Ucraina e nel Donbass, però una riflessione, soprattutto da giornalista, legata a come non viene trattato quello che sta accadendo nei media mainstream, nei media più importanti, quindi quelli che tutti guardano, leggono, ascoltano, sentono, con lo stesso automatismo per cui si apre un rubinetto dell'acqua, si accende la TV sul TG1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 X. Ecco, allora stiamo attenti, perché quello che è in corso in questi giorni, in questi mesi ormai posso dire, è un'operazione di disinformazione pazzesca. C'è un massacro in atto, un massacro che è posto in atto da chi? Da un governo che è nato con un colpo di Stato, sostanzialmente un colpo di Stato, che ovviamente i media occidentali hanno fatto passare come una rivolta di popolo, l'Euromaidan, quella di Kiev, che in realtà nata con il malcontento comprensibile, giustificato, giustificatissimo verso un regime di Yanukovych considerato corrotto, ma comunque regolarmente eletto con regolari elezioni. Ecco, questa rivolta, attraverso gruppi armati, sicuramente di marca neonazista, come Pravi Sector e Svoboda, questa rivolta si è trasformata in un vero e proprio colpo di Stato. Colpo di Stato di Kiev, appoggiato da chi? Naturalmente dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Questi sono dei dati che stanno nelle intercettazioni e nella voce dei vari personaggi che intorno sono ruotati, no? dal senatore McCain e poi ovviamente anche da Victoria Nuland. Sono cose che abbiamo in qualche modo ascoltato, magari non con tanto interesse. Ecco, cosa sta succedendo adesso? Ovviamente il referendum sulla Crimea avete saputo cosa è successo in Crimea. Il popolo della Crimea ha votato per la propria autodeterminazione rispetto allo Stato ucraino, ha chiesto l'annessione alla Federazione Russa, legittimamente l'autodeterminazione dei popoli prevede che questo possa avvenire. Stessa cosa le regioni dell'est dell'Ucraina a maggioranza russa, quindi russofona, filorussa. Ci sono stati tanti le denominazioni per definire queste parti dove in maggioranza si parla russo, quindi l'etnia è sicuramente russa. Quindi quella che è stata battezzata la Novorossia, la nuova Russia, si è dichiarata indipendente dall'Ucraina e naturalmente in attesa di svolgere tutte le pratiche per chiedere l'avvicinamento alla Confederazione Russa. Ovviamente il regime di Kiev questa cosa qua non l'ha assolutamente mandata giù. Allora sono giorni e giorni e giorni in cui in queste terre, a Sloviansk, nel Donbass, si sta mettendo in atto un genocidio come noi l'abbiamo visto forse all'epoca delle guerre nell'ex Jugoslavia. Con una piccola differenza, che quando succedevano i disastri nell'ex Jugoslavia, il cosiddetto Occidente, che poi
ha concluso il suo avvicinamento a una certa idea bombardando Belgrado, no? Giusto, facendo dei morti civili su Belgrado, questo Occidente che cosa ha fatto? Questo Occidente è dalla parte di chi? Di Kiev, naturalmente, che con le sue milizie sono andati a stanare i terroristi, a fare le operazioni punitive antiterrorismo nel Donbass. Ecco, queste operazioni antiterrorismo di cui nessuno vi parla e di cui per fortuna ci sono degli evidenti video in internet, perché la rete, a saperla usare bene, a saper dosare propaganda da propaganda, a saper distinguere propaganda da propaganda, comunque certe cose ve le fa vedere. E io credo che esista una via di mezzo tra il sostanziale silenzio dei media occidentali sulle stragi che stanno avvenendo nel Donbass, quindi sull'uccisione indiscriminata di donne, bambini, bombardamento delle case, cecchini che sparano sugli automobilisti di passaggio. Ci sono delle scene incredibili di strade dove ci sono auto ferme con la gente morta fuori, dentro. Ecco, voi queste cose qui le trovate in rete perché i media occidentali queste cose non ve le fanno mica vedere. Andando oltre, poi si arrivano anche a dei paradossi, come giornalisti, e voi sapete quanta distanza, quanta lotta con giornalisti come Giulietto Chiesa abbiamo fatto. Ora noi ci troviamo a dover dire bravo Giulietto Chiesa, perché sei l'unico dei giornalisti di un certo rango o di una certa notorietà che queste cose qua le stai denunciando. Non tanto le stragi che stanno avvenendo, ma il silenzio dell'Occidente. Questa volta non ci sono appelli a salvare, no, gli appelli qui sono gestiti dalla base, per cui io lo dico, andiamo a vederle queste informazioni, perché in Occidente, questo Occidente che oggi denuncia il pericolo neonazista in Europa, attenzione, non nell'Europa dove veramente i neonazisti stanno facendo strage, ma in quell'altra, questo Occidente è veramente cieco, sordo e soprattutto ha bisogno di una grandissima ribellione da parte nostra. Noi abbiamo il diritto di essere informati, noi giornalisti, io vi informo per quello che posso. Sulla mia pagina Facebook ci sono dei link a siti che voi non troverete da nessun'altra parte. Io cerco di andarli a prendere dove li vedo, dove li trovo, non perché dicano la verità quei siti, per la carità, propaganda sappiamo tutti che può essere fatta dall'una come dall'altra parte, ma vi raccontano un'altra cosa, che è quella che l'Occidente in questo momento non vi sta raccontando. Fine di Popoli e Libertà, fra pochi istanti, Lingue e Dialetti.
Rigunda, Cigula Ligula, Cigula Ligula, Ligula Rigunda, Cigula Ligula. Sguaraunda, Davide Van des Fros, di nuovo buongiorno da Giovanni Polli, di nuovo buondì da Gion Polli, questa è Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale. Allora, io aprirei sicuramente le linee 02 66 20 35 29, quello che importa sono le vostre voci, quello che importa è la vostra partecipazione a questo procedimento lungo e naturalmente sarà ancora molto lungo, ai noi purtroppo, per rientrare in possesso del diritto alla nostra lingua, quindi alla nostra identità e alla nostra storia. E ogni tanto capita anche di sorprendersi, no? Di sorprendersi in maniera positiva, perché le sorprese brutte, quelle sono all'ordine del giorno, non fanno notizia. Quello che invece fa sicuramente notizia è un articolo uscito su, pensate un po', Repubblica. Ma ne parliamo fra un attimo, perché io ho chiesto le vostre voci e le vostre voci ci sono. Pronto? Eccone una, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria da Torino. Benvenuta Maria. Grazie. Sì, una vergogna grandissima di questa pseudo Unione Europea che non vuole riconoscere il referendum in Crimea, non vuole riconoscere che ci sia una parte dell'Ucraina o Ucraina, che Dio si voglia, che vuole unirsi alla madre Russia, però questa meravigliosa Unione Europea, più gli Stati Uniti, totali 500 milioni di persone, questo non lo potrò mai dimenticare finché campo, hanno bombardato un piccolo paese di 10 milioni di abitanti, ovvero la Serbia, perché fomentando i ribelli del Kosovo, i serbi hanno reagito naturalmente. E dopo erano stragi su stragi, che non era vero niente naturalmente, e 500 governi rappresentanti 500 milioni di persone sono andati a bombardare un piccolo paese di 10 milioni di persone. Una vergogna infinita, che fa il paio con quell'ultima vergogna dell'ottimo Sarkozy. La Libia. In un pomeriggio, questo non me lo dimentico neanche questo, in un tardo pomeriggio di un venerdì, senza avere l'assenso della NATO, dell'ONU e di qualunque altra autorità internazionale, sono andati a bombardare la Libia e l'hanno destabilizzata. I furbacchioni pensavano di impossessarsi loro delle risorse energetiche, perché gran parte erano affidate all'Italia. E invece hanno solo creato il caos completo, per cui neanche loro adesso riusciranno a cavarne niente. È il disastro, hanno rovinato tutto. Ti ringrazio. Complimenti. Ciao, ti ringrazio. Questo è un supplemento di quel Popoli e Libertà che ha costituito la introduzione alla mia conduzione odierna. Vediamo l'altra telefonata che è in linea, che è in attesa. Pronto? Sono la Carla. Carla Vigeva. Sì. Al mio cantonino, non c'è pinche sì. Alle giusta, alle proprie tutte. Grazie. Scusa, lasciami spendere una parola, o meglio, una preghiera per quel fotoreporter a Pavia. Non l'abbiamo ricordato, hai fatto benissimo a ricordarlo tu, perché anche lui è caduto in quella maniera. Sì. Leva lì per so meste, evidentemente di idee un po' particolari, come è giusto che sia. Insomma, da che parte stiva. E mi fa piacere che sia un mio concittadino. E allora ricordiamo anche quel che diceva Gianfranco Miglio, che con il consenso della gente si può fare di tutto: cambiare il governo, sostituire la bandiera, unirsi a un altro paese, formarne uno nuovo. E metti insieme anche a parlare la lingua che svera, perché insomma non obbliga a parlare la lingua che verranno imponas. Possiamo parlare come vorremmo, come stanno insegnando i nostri genitori, come amiamo parlare, ecco. Le riesce difficile in certi momenti a trovare la lucidità, però cerchiamo da farla, cerchiamo da combattere, cerchiamo di andare avanti nonostante tutto, perché la libertà è la roba più bella che sia al mondo. Sono parole un po' semplici, come sono semplici a me, però atteni a dirlo. Grazie Giovanni, grazie per quel che fai, sei impagabile. E mi raccomando, più no troppo su, perché no, ma io sono... No, ma stiamo per ci mancherebbe altro. Ma di costo. Grazie. Ciao Giovanni, grazie a te. Ciao. Siamo tranquillissimi, e queste cose che accadono, tremende,
o meno tremende, ma tutto quello che accade non fa che confermare, perlomeno per quel che riguarda me, la più grande determinazione nell'andare avanti con lo stesso identico metodo che mi ha portato fino a qui, magari sbagliando, perché ci sono certe volte in cui, nel caso della Serbia, voi sapete che non tutti erano d'accordo su una certa posizione, io però devo dire che sbagliavo allora, sono d'accordo adesso, è stata una cosa veramente criminale. E vabbè, che ci volete fare? L'importante è avere la capacità di mettersi sempre in discussione, io questa mi auguro di non perderla mai. Chissà se le prossime telefonate ci sono, non ci sono, 2 telefonate ancora, mamma mia, oggi siamo veramente... Posso? Sì, prego. Posso? Prego. Ciao, senti, io telefono dalla provincia di Cuneo. Sì. Lasciatemi un istante, cerco di essere sintetico, per fare un po' di fantapolitica sull'Ucraina. Va bene, oggi allora Popoli e Libertà e non lingue e dialetti, mi sa. Vai. Anche un po', dai, mettiamo tutte e due le cose insieme. A me sembra che l'Europa, diciamo i poteri forti dell'Europa, abbiano fatto in Ucraina quello che gli Stati Uniti hanno fatto per 50 anni in Sud America, cioè destabilizzare una regione che non voleva sottostare al governo dell'Europa, perché l'Ucraina stava per entrare in Europa, il governo ucraino democraticamente eletto ha detto no e ha sospeso i trattati, e guarda caso una settimana dopo è saltato fuori tutto. Ma che strano, ed è stato sovvertito il governo regolarmente eletto. E guarda caso quello che è appena entrato, dopo una settimana ha subito ricominciato i trattati con l'Europa. Ma che strano, ma che combinazione, Grazie, vi sento in radio, ciao. Ciao. La geopolitica è fatta così, quindi quando ci sono interessi ben diversi dai diritti dei popoli in ballo, e qui sappiamo benissimo, perché nessuno è nato ieri, che anche Putin, ovviamente, nessuno qui lo santifica in quanto tale, però a un certo punto mi sembra anche il caso di vedere di chi sono i torti, di chi sono le ragioni. E non credo, mi ripeto, poi non vorrei veramente farla lunga perché voleva essere solo un'introduzione, ma i media occidentali non danno assolutamente alcuna possibilità a chi si limita ai media mainstream per capire quali siano i torti e quali siano le ragioni. Assolutamente no. Torniamo in tema di lingue e dialetti invece. Insegnate il dialetto ai bambini, impareranno meglio l'inglese. E questo chi lo dice? Pensate un po', Repubblica. È una cosa veramente quasi da rivoluzione copernicana, no? Perché noi sappiamo benissimo chi è l'editore di Repubblica, la posizione di Repubblica, che cosa rappresenta Repubblica, che cosa vogliono i lettori di Repubblica, e però ogni tanto capita pure di stupirci, io ripeto, in maniera del tutto positiva, anche quando c'è un deserto dove nasce un fiore. Ovviamente il fiore non è Repubblica, Repubblica è il deserto, dal mio punto di vista. Il fiore può essere invece questo articolo che finalmente arriva a dire una cosa che ormai è studiata nelle università del mondo civile, non in quelle italiane. Io ho parlato di mondo civile, e voi che seguite questa trasmissione e conoscete il professor Marco Tamburelli, voi sapete benissimo, Marc Tamburel, che è uno di quei docenti che nel mondo civile spiega esattamente quello che anche in questo articolo di Repubblica, che parte, a dire il vero, dal caso della Sardegna, viene spiegato in maniera tranquilla. Quindi non sentirete delle grosse novità. La notizia è che Repubblica ne parla, questa è la notizia, però ovviamente leggiamo quello che possiamo trovare scritto. Pensate un po', ci sono dei tag, no? Questo è ovviamente un articolo che io leggo online, i tag sono quelle parole chiave che vi servono per inquadrare e trovare l'articolo, e quindi gli argomenti sono bilinguismo, lingue, dialetto, bambini, scuola. Ecco, quindi meglio di così ovviamente non sarebbe potuto essere. Allora, autrice è Adelia Lucattini, psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista. Quindi parliamo non di una rozza barbara incolta, montanara e tutto quello che generalmente si vuole razzista, xenofoba, e vi faccio una lista lungo un'enciclopedia di quelle apposizioni che vengono date a chi, ovviamente essendo leghista, perché ovviamente sono solo i leghisti di solito a farlo questo ragionamento qua, ecco, di solito viene detto tutto questo a questa persona no, è una tecnica dell'apprendimento, quindi, in quanto psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista, scrive su Repubblica e dice: guardate un po', cose che qui vi sentite ripetere da anni, per non dire ormai da decenni, potremmo dire. Recenti studi
dimostrano che chi fin da piccolo è abituato a parlare 2 lingue è più veloce nel cambiare registro e quindi vanta una maggior facilità nell'apprendere altre lingue. E mentre i programmi di alcune regioni autonome, ultima la Sardegna, inseriscono le lingue minoritarie anche tra i banchi, ecco alcune ottime ragioni per cui il recupero del passato potrebbe avviare i ragazzi a un migliore futuro. L'avessi scritto io non l'avrei potuto scrivere meglio, eh? Ecco, a parte l'uso della parola dialetto che qua ogni tanto salta fuori, io sono allergico e sapete i motivi. Prima di leggere l'articolo, tanto non è che ci sono delle notizie ma lo voglio leggere, ascoltiamo una telefonata che è giunta ancora una volta al nostro numero. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Ciao Giovanni, sono Leo da Bergamo. Ciao Leo, benvenuto, bentornato anzi. Ciao, ascolta, c'ho una poesia in dialetto bergamasco. Vai. Guarda che lo capiscono anche i marocchini, ce lo vogliono. Vai, è vai, sempre vai. attuale, Vai. è sempre attuale. Vado? Vai. Sveglia, sveglia, sveglia. E ciao, is mea tussen de jiri. I zet er om fa, dormi, zoen e vec. Ul vec perché la dormì poco prima. Ul zoen perché la londe sogni. E intanto i fa ron, ron, ron. Invece io te li fa rom, rom, rom. Padani, Itagliotti, Italia sveglia. La Lega l'ha vinta anche dall'allarme. Gli è troppe che si tarme. Per la memoria del Piave mormorò, ma chi passa poco? E noi te ne dormiamo. A forza di dormire, non farà una brutta fine. E perché con te, che forse la Lega, la che sarà più, vuoi per loro, chi si sveglierà più. Ciao Giovanni! Ciao, poesia impegnata mentre sotto suonavano le campane, è vero? Ho sentito anche uno scampanile. Sì, sono sotto un campanile. Va bene. Del Cultur Catholic. Ok, ciao Leo, ciao. Chi abbiamo ancora qualcuno? Sì, una telefonata, pronto? Pronto? Sei qua, in diretta. Ciao. Ascolta, volevo condividere con qualcuno che magari la capirà più di me, perché io non so cosa volesse realmente dire, se non magari che soltanto non so di lingua, una cosa che mi aveva raccontato mio papà tantissimi anni fa. Sì. E lui era della zona del San Giuliano Milanese. Adesso la dico, poi magari qualcuno della zona o qualcuno che è più vecchio di me, io ne ho 60 e passa, saprà il significato. Sì. Sul campanile de Cereval, che era una ciribiciacola, con 150.000 ciribiciacolini. Se la ciribiciacola e 150.000 ciribiciacolini. Ecco, questa è la sciocchezzuola che... No, ma la conosco molto bene, perché io la conosco nella versione che in sul Dom de Milan che sia una ciribiciacola. Se borla giù la ciribiciacola, borla giù anche 555 ciribiciacoletti. Io sapevo che sarebbero le campane, penso. No, sono le guglie. La ciribiciacola sono le guglie del Duomo. Io lo sapevo riferita al Dom de Milan. Ecco. Vedi? Sì. Benissimo. Buona Padania. Grazie, ciao. E di questa scioglilingua, perché è uno scioglilingua, ho una versione, pensate un po', che è sempre lì in archivio, nel mio armadio, no? Perché non c'è solo l'Emilia che c'ha l'armadio, ce l'ho anch'io, molto disordinato. E ce l'ho una versione che avevo registrato, pensate un po', da bambino, quando avevo fatto una sorta di intervista a mia nonna, che ai noi è mancata nel 79. Io ricordo che all'inizio degli anni 70 avevo preso il magnetofono geloso e avevo fatto una sorta di intervista a mia nonna, dove raccontava diverse cose anche in omegnese, e questa storia della ciribiciacola deriva esattamente, la mia conoscenza deriva esattamente da lei, e un giorno o l'altro ve la farò ascoltare, ne vale la pena, insomma è una bella testimonianza d'antan questa. Ecco, ricordo personale che ho voluto così mettere in comune con voi. Se non ci sono telefonate per il momento, allora io passerei a leggere questo articolo, perché vale la pena vedere come Repubblica ogni tanto faccia fiorire i fiori nel suo deserto. Ogni genitore desidera il meglio per i propri figli, offrire opportunità, aiutarli a vivere al meglio la propria vita. È un bene cercare di trasmettere loro il proprio dialetto o lingua regionale, con la convinzione che i dialetti siano un grande patrimonio che accomuna milioni di persone,
una parte importante della loro identità, anche la Sardegna si prepara all'introduzione delle lingue sarde fin dai primi anni di scuola. Il progetto prevede lo studio delle lingue sarde come materia didattica, come già accade per il ladino e il tedesco in Trentino Alto Adige, la lingua doc occitano in Val d'Aosta. Errore clamoroso, perché in Val d'Aosta non si parla occitano, ma si parla franco-provenzale. Quindi qui c'è già una svista, purtroppo, vabbè, comunque. Niente di grave, insomma. Grave sì, ma il discorso generale non viene inficiato. Un'iniziativa meritevole per un motivo poco conosciuto ai più. Sul fatto che sia poco conosciuto ai più lo sappiamo benissimo. Penso che lo conoscano soltanto gli ascoltatrici e gli ascoltatori di queste trasmissioni. L'introduzione delle lingue minoritarie, impropriamente chiamate anche dialetti nelle scuole, oltre a tutelare il patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni, con le loro specificità e differenze, può favorire il consolidamento di un vero e proprio bilinguismo, o di acquisirlo nel caso il dialetto, tra virgolette, non fosse più parlato in famiglia, dal momento che i bambini imparano le lingue più facilmente e rapidamente dagli adulti. Imparare a parlare sardo, insomma, renderebbe più semplice ai bambini parlare anche una lingua straniera. No, ma scusate, ma il valore... Qui, vabbè, parla di sardo perché si parla del caso sardo, ma immaginate di sostituire la parola lombardo, piemontese, veneto, siciliano, napoletano, ligure, emiliano, romagnolo alla parola sardo e non cambia di una virgola il concetto espresso, no? Ecco, ma la cosa clamorosa, e insisto, che questi sono concetti che io so benissimo essere dirompenti dell'ordine mentale costituito, però passano sempre soltanto da questa trasmissione, da questi microfoni. Io non ho mai sentito nessun organo di informazione mainstream, utilizzo ancora questa parolaccia anglofona per definire gli organi media, i mass media ufficiali, non ho mai sentito da nessuna parte che passassero queste tesi sacrosantemente vere, sacrosantemente proprie dei paesi civili e dei paesi dove il dibattito civile su questi temi è avviato. Qui non se ne parla. Ogni volta che qualcuno dice portiamo il, tra virgolette, dialetto a scuola, ma apriti cielo, e qui in 17 anni sono passati tutti quelli che, tutte le critiche, le bordate, ma qui ci sarebbe nel nostro archivio da fare un museo degli orrori, da girare poi all'UNESCO che li sta raccogliendo, tutti gli episodi di discriminazione linguistica, eppure adesso capita, non mi illudo che cambi niente, questo articolo su Repubblica è un fiore nel deserto, il deserto resta deserto, perché ecco, io comincerei a dar fiducia a un personaggio, e qui entro in politica brutale come il Presidente del Consiglio Renzi, soltanto se a parte tante parole iniziasse a dare il bilinguismo al Piemonte, al Veneto, alla Sicilia, a Napoli e a tutte le terre in cui ci sono due lingue regionali. Soltanto quando vedessi un miracolo, forse Gesù Cristo ci riuscirebbe, di una cosa di questo genere, io potrei incominciare che la politica attuale riesce a svegliare la gente. Io so che mi stanno ascoltando anche esponenti del PD, o vicini al PD, che magari condividono questa battaglia. Io voglio vedere, ma io mi auguro che questo avvenga, ma me lo auguro. Ecco, però siamo ancora veramente agli albori degli albori degli albori. Abbiamo qualcuno in linea? Una telefonata, poi finirò di leggerlo questo articolo. Pronto? Sì, pronto Giovanni, sì. Padania Libera innanzitutto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Pierluigi di Bergamo. Ciao, benvenuto. Ascolta, io ho letto questo articolo perché me l'ha mandato per email uno dei nostri, sì, dell'associazione Terra de Bergen. Sì. E devo dire che se da un lato sono rimasto favorevolmente impressionato, dall'altro mi ci sono un po' incazzato per le ragioni che stai dicendo tu, nel senso che sono decenni che il federalista Eslaur e Santa Fochezze come se fossero caduti dalla luna stamattina. No, ma perché noi facevamo questo discorso ed eravamo i brutti, cattivi, i rozzi, quelli che vogliono il dialetto, le lingue degli ostrogoti, ma cavolo, ma noi lo diciamo da decenni e ci tirano la merda addosso, scusatemi il francesismo, ma è venuto fuori. Dico, salta fuori Repubblica, hanno scoperto l'America, hanno scoperto l'acqua calda, scusatemi. È beccato da bravissimo giornalista quale sei mandare una piccola risposta a questo articolo, ricordando... Pronto? Sì, ci sono. Scusa, sì. Non sento più niente. No, ci sei. Intanto c'ho qualche rumore. Mandare una risposta a questo articolista, appunto sottolineando che non è solo il sardo, ma che anche altre lingue, altri dialetti
chiamiamoli così, visto che loro usano questo termine, che dovrebbero essere sdoganati e che noi da decenni si deve fare sto mestiere. Guarda, io ti fermo un attimo, resta Pierluigi, perché ci sono 3 righe che le avrei lette dopo, ma te le leggo subito perché hai centrato, no? Comunque questo articolo lo dice: la valorizzazione dei dialetti e lingue minoritarie parlate in molte regioni italiane, quindi non si limita al sardo, no? Apre quindi al mondo globalizzato in modo nuovo, preservando al tempo stesso l'identità che passa attraverso la lingua. L'identità, mamma mia, questa parolaccia la troviamo su un giornale come Repubblica. Le tradizioni, il rapporto tra le generazioni e facilitando l'apprendimento delle lingue straniere. Ecco, bisogna dare atto che non si limita al sardo, no? Parte da lì, però dice che qualunque forma non ufficiale di linguaggio in tutte le regioni. Questo giusto per dare la risposta anche a te. Farci fregare senza rispondere su iniziative che comunque stiamo portando avanti noi da decenni e non è una novità che fa la Repubblica, forse sarebbe il caso di rispondergli. Ciao, grazie per avermi liberato. Ciao, grazie a te. Ma farsi fregare direi proprio di no, assolutamente, rimane semplicemente così anche così ormai la rassegnazione a vedere come quello che dalle mie parti culturali, geografiche, politiche si diceva 20 anni fa, appunto venendo sepolti di ogni genere di contumeli e oggetti, eccetera, adesso comincia come se questi signori se l'avessero scoperto loro. Dai, insomma, cerchiamo di essere un po' seri, non perché sia bello e dire ci sono arrivato prima io come i bambini dell'asilo, no, assolutamente. Però insomma, magari anche un po' dare onore al merito qualche volta sarebbe cosa gradita e farebbe soprattutto piacere, ma non neanche a livello personale, ma poi per il fatto che se si arriva tutti insieme a dire le stesse cose si vince. Se si continua a dire da una parte soltanto, poi si viene accusati di dirlo perché con il retropensiero e tutto quanto. Se invece lo si dice, queste verità sacrosante, scientifiche, insegnate nelle università del mondo civile, non in quelle italiane, ovviamente, perché parliamo di mondo civile, se queste verità vengono dette da tutti, indipendentemente da chi arriva prima o chi arriva dopo, l'importante è che ci si arrivi. Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Allora, Carlo da Verona. Sì, Carlo, ciao. Volevo segnalare che sulla montagna veronese, sì, dove esiste una popolazione ancora oggi che parlava, purtroppo oggi no, la cosiddetta lingua Tauch, che sta per Deutsch, sì, che popolazione che deriva da 7 secoli dalla Baviera. Certo. Ora, questa lingua, per contrasti storici che l'hanno massacrata letteralmente, e anche, devo dire, per una certa colpevole inerzia dei partecipanti, è andata decadendo. Adesso mi risulta che nelle scuole elementari, su base volontaria, si possa farla rifiorire. Sì, è possibile, assolutamente. Anche perché, tra l'altro, essendo una lingua germanica, è anche tutelata dallo stesso Stato italiano nella 482, nella legge 482. Questo è possibile. Non ci sei più? Va bene. Va bene, grazie. Ok, grazie a te. Beh, una bella testimonianza, perché sono quelle lingue definitivamente in pericolo, come per usare la terminologia dell'UNESCO, nel senso che non c'è quasi più niente da fare, che però con un procedimento di riappropriazione esclusivamente culturale, anche non facendo più affidamento sul numero di locutori sufficienti perché queste lingue rimangano in vita, possono tornare a vivere, possono anche addirittura risorgere qualora defunte, e il caso della Cornovaglia, che ricordavamo negli ultimi tempi, lo insegna. Ecco, pensate un po', la Cornovaglia ha avuto addirittura lo status di nazionalità, non soltanto di lingua, ma di nazionalità, questo dal Regno Unito. Pronto? Pronto, Don Polli? Sì, sono io. Buongiorno, ciao, sono Vincenzo. Ma io mi diverto molto su questo articolo di Repubblica, sì, di un giornale che naturalmente disprezzo cordialmente, no? Questo è, se tu hai fatto il militare si dice ponti d'oro al nemico. Che fugge. Al mio paese si dice quando il diavolo ti accarezza perché vuol rubarti l'anima. Difatti lui dice
che poi va a finire sul discorso che si apprendono meglio le lingue straniere di altri paesi. Questi sono africanisti, non sono manco europei, sono africanisti. Ricordati bene, ponti d'oro al nemico, diffida di questi personaggi. Volevo darti una comunicazione di servizio, io sono un carnesciotto della politica, dire a Matteo, un carissimo Matteo, di contattare anche la Giorgia Meloni per le varie alleanze, che Totti poi lo sappiamo bene, un socialista, che è uno dei tanti che ha fatto il salto della quadra. Vincenzo, qua ti fermo perché sennò apriamo un capitolo che non è qua che va bene. Giovanni, se abbiamo occasione di incontrarti, ti porterò in Abruzzo, a Cividella, a Spedina, in provincia dell'Aquila, dove si celebrano tutti gli anni il periodo storico borbonico, con tanto di cimeli, musei e quant'altro. Se vuoi ti mando anche della documentazione, c'è ancora chi è fedele a lei, alla Borgogna. L'Abruzzo è stato l'ultimo a cadere nell'unità d'Italia, ricordati la famosa battaglia di Tagliacozzo, Corradino, questa è storia. Ha cercato di resistere all'invasione, bravo. Dopo 3 giorni si sono accorti che se erano uniti d'Italia, hanno combattuto fino all'ultimo, gli abruzzesi tengono il palle, meridionalisti fino in fondo. Bravissimi. Buona giornata. Ciao Vincenzo. Io però, santo cielo, nemico, Pontidoro al nemico, quando c'è chi scrive un articolo che si qualifica giustamente come psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista e dice delle cose sacrosante, c'è poco da dire Pontidoro. Quello che fa specie non è il fatto che una persona seria abbia scritto questo pezzo, ma la fa specie che Repubblica lo pubblichi. Poi ovviamente magari è solo limitato alla questione sarda, perché non bisogna dare troppa pubblicità. Diversi studi hanno dimostrato che chi fin da piccolo è abituato a parlare 2 lingue ha una maggiore velocità nel cambiare registro, a giocare creativamente con le parole e ad aprire delle nuove caselle in cui inserire insieme a parole diverse nuovi concetti. Questi bambini avrebbero quindi una maggior facilità nell'apprendere altre lingue, per esempio l'inglese, la lingua maggiormente utilizzata nella comunicazione commerciale e scientifica, questo è un dato di fatto, piaccia o meno così, e se necessario anche più di una. Un esempio tra tanti, quel che accade tra le valli ladine del Trentino Alto Adige, dove il bilinguismo è una realtà consolidata in pochi anni per far fronte alle mutate richieste del mercato. Gli operatori del settore turistico di qualunque età hanno imparato rapidamente l'inglese, il francese, il russo e persino rispolverato il tedesco, sentito magari fin da piccoli ma mai parlato. Bilinguismo passivo, per aprirsi e comunicare con nuovi mercati. Interessante anche l'accenno all'utilizzo economico, quindi al valore economico delle lingue, della conoscenza delle lingue locali, regionali o minoritarie. No? Noi lo diciamo sempre, io lo dico sempre, non è folklore, non lo facciamo. Mi viene da ridere perché su una pagina Facebook di una persona con la quale avevo un tempo l'amicizia, poi me l'ha tolta, va bene, problemi suoi, sono stato definito un leghista folcloristico. Scusatemi, lo dico perché quando non si vogliono capire i concetti, se questi concetti non li si vogliono capire, c'è poco da fare. Si mettono dei tappi nelle orecchie e non si ascolta. Qui non c'è niente di folcloristico, qui c'è un elemento costitutivo di un'identità anche economica dei territori. E questo articolo di Repubblica lo dice, non lo dico mica io, povero leghista sfigato, ma stiamo scherzando. Allora, se vogliamo capire le cose che succedono nel mondo, occhi aperti, orecchie aperte. Se invece uno vuole vivere nel proprio orticello chiuso con i recinti e la testa della sabbia, faccia pure, però a un certo punto non si meravigli se quando intorno al mondo gli cambia troverà qualche cosa di diverso quando la tira fuori, no? Per esempio un articolo su Repubblica, per esempio. Pronto? Ciao Giovanni, sono Giuliano Citterio. Ciao Giuliano, ciao, benvenuto. Ciao, ascolto sempre con molto interesse, così adesso ascoltando un po' questa tua ultima puntata mi è venuta in mente una considerazione magari anche stupida, magari anche banale. Volevo semplicemente dire che i nostri vecchi, i nostri anziani, parlando magari a fatica l'italiano e parlando per lo più dialetto, hanno costruito la 4ª potenza mondiale economica e non solo. Oggi parlando inglese, un italiano forbito è stata distrutta in 3 anni, è una considerazione così. Ma è ovvio, ma ci sta pure, guarda, nella filosofia generale ci sta pure Giuliano. Grazie. Ciao Giovanni. Ciao. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Udine. Sì, benvenuto. Grazie. Comunque, ho fatto un ragionamento che non so se è così facile da spiegare,
però penso che ognuno di noi, di qualsiasi corrente politica si parli, pensa di aver ragione. È vero che molte bugie dette tante volte poi diventano una verità. Goebbels, la lezione di Goebbels questa, Come? È la lezione di Goebbels, il gerarca che curava... La ripeti 1000 volte, diventa una verità, però è anche vero che secondo me molte convinzioni magari non sono proprio la realtà. Allora bisogna capire cosa sta succedendo. Io vorrei, è come che se volessi prendere un punto di fuoco al di fuori di tutto questo mondo per capire dove sta veramente la realtà e il buon senso, perché molte volte quelli che dicono no, abbiamo ragione noi abbiamo ragione perché la pensiamo diversamente e io penso di aver ragione perché io la penso diversamente dagli altri, però dopo perdiamo di vista veramente il buon senso della cosa e tutto il resto, e vedo che chi comanda, chi riesce a menare il gregge per l'aia, perché dopo lo menano dove vogliono loro, sono quelli che sanno parlare bene, sono quelli che sanno mettere giù le parole in un certo modo, sanno essere convincenti anche se non dicono le cose che dovrebbero dire realmente. Purtroppo dopo tutta questa cosa qui ci sfugge di mano e la gente cosa succede? Non va più a votare, non si interessa più perché tanto non ma si capisce più niente. È quello che vogliono, ma sono d'accordo, però dopo vedo anche che quando io ho votato, adesso non faccio nomi, nel senso che ho votato la mia parte politica perché la pensavo integra, e vedo che fa le stesse cose che fanno gli altri e poi mi vengono a dire determinate cose, ma sì, ma tanto l'hanno fatto gli altri, ma che discorsi sono? Cioè, allora la confusione poi è totale. Allora, hai toccato tanti temi, non ce n'è uno che c'entri con questa trasmissione, ma una risposta te la devo. Prima di tutto, sulla parte politica, io sto riflettendo molto. Allora, innanzitutto una cosa ancora indietro. Io ho ragione, tu hai ragione. Io sono convinto che soltanto attraverso una discussione laica, quindi che parta dall'apertura al tuo contraddittore, alla persona che hai davanti, al tuo interlocutore, chiedo scusa, se ci si apre all'interlocutore, anche se può avere idee completamente diametralmente opposte dalle tue, ma è disposto a scambiarle, io credo che sia una crescita per me, che faccio questa discussione, e per il mio interlocutore, se ovviamente ci si vuole ascoltare. Poi alla fine magari non ci saremo spostati un millimetro, io dalle mie idee e lui dalle sue, ma questo è una crescita, perché comunque il mettersi sempre in discussione non può che fare bene a tutti, e questo come metodo di discussione. Certo che se poi uno dice non ti ascolto neanche perché tanto sei un cretino, allora mettersi a discutere a quel livello lì mi sembra da cretini, per cui uno non inizia nemmeno. Invece sulla questione della parte politica è una cosa che mi sta molto a cuore. Stiamo attenti, perché ci hanno un pochettino, ma forse anche la Lega forse a suo tempo aveva sbagliato, a fare questo discorso qua. Occhio a demonizzare le parti politiche o i partiti in quanto tali, perché con la demonizzazione dei partiti siamo arrivati alla volontà di distruggere i partiti o comunque le organizzazioni politiche. Si demonizzano, se devono essere demonizzati, le persone che sbagliano, ma se un movimento politico, anche quello che è estremamente all'opposto del mio modo di vedere le cose, ha un progetto politico, si può contestare il progetto politico se non ha funzionato, ma non l'organizzazione politica. Se poi all'interno di questa organizzazione politica ci sono le persone che sbagliano, allora queste persone che sbagliano devono pagare per quello che hanno sbagliato. Se è stato un reato penale, devono essere condannati. Se è stato uno sbaglio politico, va bene, lasceranno il passo a qualcun altro che saprà fare la politica meglio di lui. Ma questo fatto di dire ho votato la mia parte politica e lì dentro c'erano dei malfattori, signori, siamo in una società umana, gli angeli non sono di questa terra. Ovviamente l'importante è che questo movimento politico, qualunque sia, tu non l'hai detto, io non te lo chiedo, ma vale per tutti, questo movimento politico per il quale tu hai votato abbia saputo fare pulizia e sappia fare pulizia delle persone che hanno sbagliato. Punto. Poi se il progetto politico è buono, allora il progetto politico non è che diventi cattivo perché alcune persone che dicevano di sostenerlo hanno sbagliato. Cerchiamo di non cadere nella trappola del qualunquismo e dell'antipolitica, perché di qui qualunquismo e antipolitica non mi interessa assolutamente parlare e non se ne deve parlare. Qui si parla di progetti politici, o nel caso delle lingue del territorio, di progetti identitari, culturali, che devono, tra l'altro, anche in questo caso, in quest'ultimo caso, dovrebbero riguardare tutti e non le parti politiche. Poi, se questo non avviene, noi siamo qui a lavorare perché avvenga, ma è dura, dobbiamo lavorare insieme. Finisco di leggerlo questo articolo perché siamo arrivati alla fine. La valorizzazione, lo ripeto questo passaggio perché l'ho detto prima ma lo voglio ridire,
sempre tratto dall'articolo di Repubblica, la valorizzazione dei dialetti e delle lingue minoritarie parlate in molte regioni italiane apre quindi al mondo globalizzato in modo nuovo, preservando al tempo stesso l'identità che passa attraverso la lingua, le tradizioni, il rapporto tra le generazioni e facilitando l'apprendimento delle lingue straniere. La storia antica ci tramanda che nel secondo secolo d.C. Cornelia, la madre dei Gracchi, rimasta vedova da giovane, avesse rifiutato di sposare il re d'Egitto per dedicarsi all'educazione dei figli. Si dice che un giorno a una matrona romana che si vantava con lei delle tante pietre preziose e gioielli cui si adornava, avesse risposto indicando con orgoglio i suoi figli Caio e Tiberio: «Ec ornamenta mea, ecco i miei gioielli». Il patrimonio che ogni genitore può lasciare ai propri figli è quindi innanzitutto psicologico e culturale, familiare e sociale. La trasmissione del proprio dialetto, dialetto tra virgolette, la propria lingua madre, è quindi un grande regalo che ognuno può fare loro, aprendo nuove vie grazie a un presente solidamente agganciato al passato, in un continuum in perenne evoluzione e trasformazione verso traguardi importanti. Io so queste parole di averle ripetute, queste stesse identiche parole che hanno la firma di Adelia Lucattini, psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista. Sono nel mio piccolo di divulgatore, di giornalista, di speaker di Radio Padania, so di averle ripetute all'infinito, uguali. Trasformazione, mai fossilizzazione, regalo importante che si fa ai bambini da parte dei genitori. C'è un altro passaggio che forse non ho sottolineato abbastanza, dove si dice che l'importanza di portare le lingue del territorio a scuola è tale perché può, ovviamente, questo passaggio ovviare al fatto che magari nelle famiglie non si usino più, o magari non si siano mai usate, perché le famiglie possono venire anche da un'altra parte del mondo, no? Però se si stabilisce lì, vanno a scuola, la scuola è territoriale perché non si sposta, non è su ruote la scuola, almeno dovrebbe essere territoriale, secondo, tra l'altro, anche i principi della Carta di Chivasso, dei resistenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di radici molto nobili, antiche e al di fuori di qualunque sospetto di brutture, leghisti, razzisti, xenofobi, eccetera, 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 eccetera. Quindi non lo diciamo noi, non lo dico io, andiamo a prendere dei riferimenti storici che sono veramente al di sopra delle parti. Ecco, io ripeto, la bella sorpresa che mi sono trovato cercando la mia rassegna stampa prima di andare in onda, l'ho voluta mettere così, in comune con voi. Poi ovviamente non voglio illudermi che questo di attualità Repubblica, quindi un inserto, sarebbe sia poi lo stato dell'arte di quello che uscirà sui media mainstream, ma no, assolutamente no, abbiamo già avuto mai così con questa correttezza e questa completezza di questo articolo, abbiamo già avuto altri casi in cui sembrava che sui media mainstream si fossero aperti finalmente queste chiuse, queste barriere tremende al dialogo su questi temi, e poi abbiamo visto che invece tutto è ricominciato peggio di prima, appunto peggio di prima. Quindi nessuna illusione, però i fiori nel deserto quando sbocciano fanno veramente piacere, no? Pronto? Non so che tardi, sono Emilia, ma volevo dirti che il nostro esempio l'abbiamo avuto con quel ragazzo che ti avevo detto, no? Che adesso è professore e parlava il dietto piccolino. No, io volevo solo dirti che io faccio tutto il mio diario già da diversi anni, che scrivo tutto in dialetto, che fino ai miei ultimi pensieri sono in dialetto, e questi resteranno i miei nipoti, quindi deve restare qualcosa per forza del dialetto. Emilio, questo non lo sapevo. A, che tenessi un diario, B, che lo tenessi il comasco. Questa è una notizia. Guarda, quando vuoi sapere qualcosa di una decina d'anni, io ti posso dire è successo questo, è successo quello. Ma che bello! Perché bravissima. non solo il mio diario proprio personale, ma faccio un po' anche la cronaca, diciamo, no? Ma può sicuramente diventare un libro questo, eh? No, beh, non è mai diventato un libro niente delle mie cose, quindi però ci le sono. passo ai miei nipoti e le persone care che me le tengono. Non andranno disperse, ma poi se ne riparla fra qualche decennio. Anche i miei ultimi desideri, quindi li leggono per forza. Perfetto, guarda, tanto ti ripeto, stavo dicendo che sarà una cosa, se ne riparlerà fra decenni, no? Quindi lasciamo perdere. Per ora... bene, dai, bellissima la trasmissione, saluto tutti, ciao ciao. Ciao Emilia, grazie anche a te. C'era un'altra cosa, visto che siamo in conclusione, però ve la risparmio, perché riguarda, l'avevo già messa in calendario, in scaletta nella puntata precedente, poi è rimasta ferma, rimarrà ferma anche in questa, a proposito di iniziative al di sopra delle divisioni partitiche,
Allora in Emilia-Romagna si sta veramente muovendo qualche cosa per la legge sul dialetto, loro lo chiamano così. Comunque l'importante è, chiamiamolo come si vuole, meglio sarebbe lingua, però se proprio non si può fare a meno di usare la parola dialetto, piuttosto che non ci sia niente, è meglio che ci sia quella. Avremo modo di approfondire comunque anche l'iniziativa della legge in Emilia-Romagna e anche tante altre cose, fra cui una, grosso dispiacere, e questo l'ho linkato tra l'altro la notizia. Abbiamo parlato a lungo del sardo, perché questo pezzo che di Repubblica nasce sullo spunto della scolarizzazione in lingua sarda, che sta per avviarsi, si sta avviando, è già avviata, per la notizia secondo la quale il nuovo presidente, il nuovo vertice della regione Sardegna non ha confermato l'amico Pepe Corongiu a direttore del servizio Lingua Sarda, e questo veramente credo che sia un grosso errore, almeno questa è una valutazione che io faccio del mio osservatorio, e tra l'altro anche da conduttore di una trasmissione dove Pepe Corongiu è intervenuto anche per raccontarci il suo libro Il sardo, una lingua normale. Non è più il direttore dello sportello linguistico della regione autonoma di Sardinia. Avremo magari modo di approfondire, di capire un po' più che cosa è successo. Questo è un peccato ed è sicuramente un passo indietro. Bene, detto questo, Giovanni Polli vi saluta, vi lascia ovviamente in compagnia di tutta la programmazione del palinsesto di Radio Padania Libera. Ringrazio Roberto Colombo che al di là del vetro ha condotto la parte tecnica, e noi ci risentiremo martedì, venerdì, ore 14, Lingue e Dialetti. Avete ascoltato Lingue e Dialetti,